A tutti un benvenuto a questa puntata di Target. Non c'è Giuseppe Moscato, sarà con noi la prossima settimana. Vi porgo il mio saluto e lo porgo ai tanti ospiti che anche in questa puntata affollano il nostro salotto. Sarà una puntata particolare questa, nella quale avremo al centro comunque lo sport, del quale non esamineremo però l'aspetto tecnico, bensì quello educativo. E poi parleremo di volontariato, parleremo di politica, di impegno culturale, di turismo, insomma degli ospiti che ciascuno per le proprie specificità sono in condizione di incidere in maniera netta nel nostro territorio. Ve li presento. Christian Maier, direttore sportivo della Fortitudo Moncada. Buonasera. Ilenia Capodici dell'Associazione Volontari di Strada. Buonasera. E ancora Franco Tedesco dell'Associazione Coast to Coast. Buonasera a tutti. Marco Musuto della Scuola Calcio Giovanile Cantera Acragas Futsal. Buonasera a tutti. Carmelo Cantone, presidente dell'Associazione Antiche Tradizioni Popolari e anche esponente dell'ABBA. Salvatore Fanara, segretario cittadino dell'UDC. Vi dicevo, c'è tanto da discutere in questa puntata. Come vedete già dagli ospiti avremo tanti spunti sui quali poter approfondire delle tematiche che sono veramente importanti. Cominciamo così, seguendo un ordine che è stato dato giusto dall'ordine di arrivo, ma ciascuno di loro, vedrete, avrà da proporci dei contenuti di grande rilievo. Iniziamo con Christian Maier, che rappresenta certamente un esponente della Fortitudo Moncada, squadra amatissima dal pubblico agrigentino e non, che riesce tra l'altro a coagulare attorno a sé un grande fervore in termini di tifoseria, tanta bella gente che la segue, quindi è un punto di riferimento e anche di incontro, e credo che proprio da questo punto di partenza nasce un nuovo impegno della Fortitudo, che è l'Universo Scuola Fortitudo, è vero? Assolutamente sì, tanto buonasera a tutti. Sì, in questi anni credo che la Fortitudo sia data molto da fare nelle scuole. Ogni anno abbiamo cercato di metterci qualche cosa di più, siamo partiti con dei semplici progetti con il CONI per fare degli allenamenti di pallacanestro nelle varie scuole, abbiamo continuato poi con altri progetti come la Fortitudo School Cup, il dopo scuola lavoro. Alcuni progetti li avevamo fatti in alcuni anni con tipo diventa giornalista per le scuole medie, così per insegnare ai ragazzi anche a scrivere quello che vedono. E poi anche alcuni aspetti creativi per le scuole un po' più piccole, tipo come a Natale aiutarci a costruire l'albero del palazzetto, oppure creare con il pallone le uova di Pasqua, insomma. Avete stimolare la visto creatività. tanti progetti che poi coinvolgono anche, diciamo, tutte le fasce di età. Poi magari ne vorremmo sapere qualcosa in più in dettaglio per capire come è possibile partecipare, insomma quali sono le premialità, i risvolti di ciascuna di queste attività. Ilenia Capodici, Volontari di Strada. Oggi Ilenia Capodici rappresenta un'associazione che sul territorio ha sviluppato, partita in sordina invero, ma ha sviluppato sul territorio un grossissimo impegno, ed è anche la testimonianza di quello che è un disagio sociale diffuso, della povertà. Ecco, intanto Ilenia Capodici, avete una nuova sede
a Villa Seta. Questo significa che avevate necessità anche di maggiori spazi per operare su un fenomeno che ha grandi dimensioni. Assolutamente sì, abbiamo aperto un'altra sede e ci tengo a precisare che è quella del Viale della Vittoria, ovviamente la sede storica creata da Anna Marino 7 anni fa, la mia presidente che saluto, che non è potuta oggi essere qui perché stava poco bene, insomma, che incarna proprio l'essenza del volontariato. Ha sentito forte l'esigenza da una parte della città, perché Villa Seta, non dimentichiamocelo, è una comunità agrigentina, non è altro, è una zona satellite che è stata probabilmente concepita per altri fini e che poi è finita con l'essere una comunità, tra virgolette, ghetto, perché accanto al degrado ovviamente insiste una fetta di popolazione che vive in condizioni di povertà, e da lì è nata l'esigenza di aprire un'altra sede, perché ci sono tantissime persone, tantissime famiglie che non hanno la possibilità di un mezzo per poter usufruire dei servizi che noi come volontari di strada proviamo a dare, colmando così quel senso di spesso di solitudine, quel senso di esigenza, che sia dal libro, dal vestiario, dall'alimentazione, dal fatto di indicare quale tipo di soluzione per risolvere un determinato tipo di problema, parliamo di problemi della quotidianità. E quindi questo ci ha portato ovviamente a aprire un'altra sede all'interno appunto di Villa Seta. Ci è stato chiesto tra l'altro dagli abitanti e dalle persone che seguiamo, che è un centro, appunto, un punto di riferimento, ecco, un punto di aggregazione, parte così, perché questo è quello che noi vogliamo rappresentare. La cosa importante è includere, quindi il progetto prevede intanto l'inclusione della gente, di quella parte di gente che oggi, solo perché si trova in una situazione di indigenza, viene marginalizzata non solo dalle istituzioni, ma anche, diciamocelo chiaramente, dalla società, diciamo, che ci circonda. E poi affronteremo anche questa tematica povertà sotto il profilo del quantitativo, perché comunque è un fenomeno in forte espansione, un po' di questo sono responsabili alcune politiche non certamente favorevoli che sono state condotte negli anni, insomma adesso si assiste ad un impoverimento. Ma torniamo a parlare di questo aspetto dopo, e invece qualcosa di, intanto ci distraiamo con qualcosa di bello, di più leggero. Franco Tedesco dell'associazione Coast to Coast. La vostra Coast to Coast è un'avventura che dura da tanti anni. Insomma, in sintesi però ci piacerebbe che ci raccontasse un po' di questa storia di Coast to Coast. Con piacere, buonasera a tutti. Sì, Coast to Coast è nata dalla nostra passione per la bicicletta, che parte da circa 30 anni fa quando nacque la mountain bike. Quella passione poi la trasmisi a mio fratello e cominciamo a organizzare qualche tour nei dintorni, fino a quando organizzammo il primo grande tour, unimmo Palermo a San Leone con Mondello in 4 giorni di pedalate. La cosa ebbe un grandissimo successo e perché no? Perché non fare un lavoro di quella che era la nostra passione. Coast to Coast adesso è diventato un brand di una certa importanza, conosciuto in tutta Europa e anche oltre. Abbiamo avuto anche partecipanti venuti dalla Thailandia e da Singapore. Adesso organizziamo tour su tutta la Sicilia, ma anche nel Nord Africa, mentre sabato prossimo partiremo per Israele e Giordania per un tour di una certa importanza. E ecco, poi ne vogliamo sapere di più. Le magliette arrivate fresche di stampa, sì, su questo evento. Sì. Partecipano, ovviamente i partecipanti vengono da tutta l'Italia, sono dei tour preparati con molta cura. Mio fratello è stato 10 giorni in Israele e Giordania appunto per verificare le tappe, e diciamo che questo è il nostro tipo di lavoro. Ma soprattutto lavoriamo in Sicilia per il turismo, per dare al turista un'opportunità in più per poter visitare le nostre bellissime zone misconosciute, che attraverso la bicicletta abbiamo visto che è uno strumento ideale per poter essere visitate per il suo incedere lento, e
le bellezze che noi abbiamo si prestano particolarmente all'uso in bicicletta. Grazie, torneremo a parlare approfondendo questo argomento che è molto, molto stimolante. Intanto Marco Mossuto della scuola di calcio giovanile Cantera Akragas Futsal. Cantera Akragas Futsal per chi non lo sapesse. Ecco, di cosa si occupa? Tra l'altro lei cura i portieri in particolare. Ecco, ci racconti un po'. Allora, la Cantera nasce esattamente lo scorso anno. Da un anno che c'è questo progetto della Cantera, questo progetto della scuola calcio. L'anno scorso la prima squadra dell'Akragas Futsal aveva conquistato, infatti, aveva conquistato il campionato di Serie B. Pertanto si è cercato anche di far crescere anche a livello, diciamo, giovanile i ragazzi del territorio, quindi promuovendo appunto una scuola calcio. Da questo appunto nasce il nome Cantera. All'interno della Cantera ci sono numerose categorie, a partire dai 2012, quindi dai più piccolini, fino ad arrivare ai giovanissimi e agli allievi, quindi under 15 e under 17, che disputano dei campionati a livello provinciale e a livello regionale, ovviamente tutto ciò in base al tipo di categoria a cui facciamo riferimento. Il progetto della Cantera è andato molto bene lo scorso anno, infatti già da quest'anno ci sono state numerose iscrizioni. È un movimento che cerca di comprendere quanti più, diciamo, ragazzi possibile, ovviamente per promuovere lo sport, in particolare per promuovere anche il calcio a 5, perché in questi ultimi anni comunque si è visto anche che il calcio a 5 è riuscito, diciamo, ad ottenere anche piano piano, grazie ai risultati appunto anche della prima squadra dell'Akragas Futsal, numerosi riscontri, numerosi successi, in virtù appunto anche dei risultati ottenuti sul campo. Il progetto della Cantera è quello sicuramente di far divertire, comunque di coinvolgere tanti ragazzini, tanti ragazzi che iniziano ad approcciare con il mondo dello sport, in particolare con il mondo del calcio, e cercare anche di fare comprendere qual è il mondo del calcio a 5, un mondo che magari fino a poco tempo fa era alquanto sconosciuto. Però noi ci proviamo, anche come responsabile ovviamente c'è il mister Eero Caltagirone, che saluto, e Daniele Calandrino, un altro collaboratore che si è aggiunto a noi quest'anno, e ovviamente un ringraziamento deve andare anche a chi, anche alla prima squadra, quindi ai vari presidenti, Peppe Paradisi, Claudio Bruceri, l'allenatore della prima squadra, il mister Castiglione, Giuseppe Castiglione, che ovviamente hanno contribuito e ci sostengono per tutto questo progetto, e speriamo ovviamente di ottenere migliori risultati col passare del tempo. Grazie. Carmelo Cantone, lo conosciamo tutti, è un operatore culturale, turistico, impegnato su molti fronti. Con lui parleremo di diversi argomenti. Intanto iniziamo con uno. Lui è riuscito a far crescere un'idea che la città di Agrigento comunque esprime dei grandissimi talenti. Lo ha fatto con il premio Carchinos, che proprio ieri ha insediato la giuria che si occuperà di conferire i premi per la nuova edizione. Carmelo, possiamo sapere qualcosa in più? No, cosa in più, se vuoi la dici tu, dato che sei un componente di eccellenza di questa giuria, tu insieme a tante altre personalità di spicco di Agrigento. Più che dire questo, io non posso dire perché li voterete voi a fine mese. C'è un interesse notevole di questa città. Sì, chiedo scusa, ricominciamo. Allora, non possiamo dire niente su nessuna anticipazione, ma non per cattiva volontà, ma perché li voterete voi. Noi vi sottoporremo una griglia di candidati, diciamo, al premio nelle varie discipline, e sarete proprio voi, queste personalità di spicco di Agrigento, giornalisti, viceprefetti, forze dell'ordine, presidenti di club, service, presidenti di ordini professionali, insomma c'è veramente una giuria variegata che rappresenta i vari settori della società.
E questa è l'onestà di questo premio, cara Margherita, cioè raccogliere nei 365 giorni. Una cosa importante Prego. che ti volevo sollecitare, considerato che ieri proprio ne abbiamo parlato, ed è un aspetto rilevante. Molto spesso, ecco, tu dici: datemi anche i curriculum, perché molta gente che viene segnalata è sconosciuta ai più. Questo significa, la bontà del progetto. Il rispetto sempre che i grandi sono sempre umili, sì, e non amano fare pubblicità. Noi abbiamo nel corso degli anni, siamo alla 4ª edizione, abbiamo premiato gente, credimi, c'è gente eccezionale, da Licata a Menfi, da Agrigento a Cammarata. Il nostro territorio ha veramente gente eccezionale nello sport. Vorrei ricordare solo io i premi speciali che sono stati. Nel 2016 è stata premiata Maria Volpe, Mamma Maria, l'accoglienza ai bambini. Mamma Maria era quella che si faceva trovare col biberon sotto la nave che portava i bambini affamati, infreddoliti. Questo fu il primo premio speciale. Il secondo è stato Piero Barone del Volo, che è un narese doc, e l'anno scorso è stato il medico Pietro Bartolo di Lampedusa? No, Pietro Bartolo, il medico che viene anche da voi, Aldo Locurto, che passa 6 mesi della propria vita a lavorare per pagarsi gli altri 6 mesi quando è in giro intorno al mondo a prestare la sua opera veramente agli ultimi. Insomma, non sono ovvi i premiati, questa è la cosa, no. Sono delle eccellenze molto spesso anche sconosciute ai più. Ma che sicuramente sono delle eccellenze, sì, sicuramente. Sì, Carchinos sì. È un'eccellenza, sì. E l'Agrigentino, che è quel granchietto della moneta greca che impersona perfettamente l'Agrigentino, piccolo ma che si destreggia bene. E poi quelle 2 chele che dicono tutti, quell'abbraccio che ti dà l'Agrigentino. Tu non dovrai mai un agrigentino che ti saluta con una stretta di mano, ma quelle chele del granchietto sono quell'abbraccio che dà Agrigento a chi passa per Agrigento. Ecco, anche l'ospitalità. Grazie Carmelo, buon lavoro a tutti. Adesso Totò Fanara. Salvatore Fanara ha una lunga carriera alle spalle, spesa molta all'interno dell'area sindacale, sempre accarezzando per un po' quello che è comunque l'aspetto politico. Ha una formazione fortemente autonomista, comunque permettimi di dirlo perché ti conosco da sempre, e adesso approda nell'UDC come segretario cittadino. Buonasera, hai detto perfettamente Margherita. Allora, la nostra, io parlo in plurale perché praticamente questo percorso non è nato così a caso. Praticamente la dirigenza dell'UDC nazionale, regionale e provinciale hanno praticamente trovato nella nostra posizione di persone che sono amanti di questo territorio, sono appassionati di questa terra e sono appassionati di una identità siciliana che dovrebbe essere rivalutata in chiave chiaramente moderna, in chiave, ripeto, europeista. Per cui noi abbiamo abbracciato questo progetto e, ripeto, questa sintesi di questo abbraccio che è stato fatto è appunto la nostra presenza qui ad Agrigento alla segreteria cittadina della città di Agrigento, appunto. Bene, Totò. Come vivete comunque come UDC a questo punto, questo momento politico che è certamente particolare, nuovo sotto certi punti di vista, perché con questa irruenza un po' del centrodestra che attacca continuamente chi governa il governo nazionale, alla regione, insomma c'è pure una situazione evidentemente di forti frizioni. Ecco, ma voi come pensate di operare in un contesto del genere? Allora, vorrei fare una premessa. A livello regionale siamo presenti
anche perché, ripeto, 3 rami dell'assessorato sono gestiti appunto da personalità proprio vicinissime all'UDC, per cui praticamente l'UDC è presente nella governance della regione siciliana. Ma vi ritenete responsabili di eventuali disastri che vi imputano? Allora, l'eredità che noi abbiamo avuto recentemente, io parlo, ripeto, a livello regionale, è stata molto molto pesante, perché praticamente c'era di andare a riequilibrare di nuovo l'economia di questa regione, che sinceramente nell'ultimo decennio ha avuto una caduta tremenda in basso. Lo verifichiamo soprattutto nella esposizione che i nostri giovani formati vanno via da questa terra. C'è una statistica che si parla di circa 20.000 ragazzi formati e non che vanno via dalla Sicilia, cioè ogni anno scompare un paese dalla regione siciliana. Va bene. Non parliamo poi del territorio agrigentino, che ha pesantemente e violentemente, dico, questa situazione di depauperamento e di povertà demografica. Il territorio interno è completamente desolato e abbandonato a se stesso. Non parliamo anche delle politiche che sono state fatte dal precedente governo per quanto riguarda appunto l'abbandono definitivo di un ente che sostanzialmente, parlo dell'ente provincia, che era un ente che faceva sul territorio la sua parte. Va bene. Per cui, ripeto, noi ci posizioniamo un risveglio con un simbolo che è stato dei nostri padri, un simbolo che per più di 40 anni ha governato questo paese e che se ne dico, tra il bene, il male e il cattivo tempo, dico, se ne parla ancora bene e siamo ancora qui. Io vorrei un attimo sentire Carmelo, perché Carmelo è sì, un operatore culturale, però è presidente anche dell'ABBA, quindi si occupa di turismo, di B&B, è legato direttamente a quanto diceva Salvatore Fanara. Comunque c'è da affrontare un problema legato a scarse politiche di sostegno del turismo, una città che soffre di carenza di infrastrutture, di collegamenti viari. Ecco, come siete penalizzati in questo senso? Tantissimo, Margherita, tantissimo. 2 dei nostri soci proprio in questi giorni hanno messo in vendita il loro B&B. È già da tempo che io urlo forte il grido d'allarme. 850 B&B nella città di Agrigento sono un numero che parla da solo, non ha bisogno commenti. Dico semplicemente e serenamente una cosa: io scanso equivoci per fugare ogni dubbio. Io sono a favore di chi lavora seriamente, di chi lavora correttamente e di chi lavora legalmente. Abbiamo aiutato ad aprire tanti B&B, ma lavoriamo nella legalità, per favore, perché al di fuori della legalità non si può fare nulla. 852 B&B, dico, non bisogna essere Nobel né di matematica né di turismo per capire l'esempio che sto facendo. 852 B&B fino al mese scorso, oggi saranno anche di più, basta aprire una piattaforma turistica e cercare su Agrigento, erano 852, magari adesso ne hanno chiuso un po' perché siamo già a fine ottobre, il boom c'è da aprile a settembre, ottobre, però voglio dire, questo era il dato di un mese fa. Per dividerci una coppia ciascuno, ripeto, non bisogna essere Nobel né di matematica né di turismo, devono dormire ad Agrigento 1700 persone a notte. A voi chiedo, non esperti di turismo, se ritenete che possano dormire 1700 persone al giorno. Io mi sgolo in consulta, perché di diritto noi siamo nella consulta, di fare qualcosa per la città di Agrigento, perché abbiamo dei numeri eclatanti che comunque vanno letti con attenzione, questi numeri, perché ci sono le domeniche gratuite dove arriva
non so che percentuale, ma una grossa fetta di turisti ai templi. Attenzione. Ecco, Ci c'è sono questo numeri... numero che stride fortemente comunque. E la infatti c'è valle- un distacco dalla città, il problema l'ha individuato perfettamente, c'è un distacco della valle con la città. Noi ci sgoliamo come ABBA, come associazione dei B&B di Agrigento, a valorizzare la città di Agrigento, a fare spot nazionali. Noi abbiamo una tassa di soggiorno che dal 15 luglio del 2017 a oggi sfiora i 2 milioni di euro. E questa tassa di soggiorno ancora non abbiamo contezza noi ma non mi rivolgo solo al sindaco, mi rivolgo anche al consiglio comunale, che è parte attiva di questa città, che sono amministratori di questa città. Ma dico io, ma vi rendete conto, cioè, che non si sta facendo nulla? Spot su Agrigento, coinvolgere le TV nazionali. Margherita, insieme noi abbiamo fatto una saga del Manderlembiore e avevamo coinvolto una nota rete nazionale, una radiofonica. Noi abbiamo registrato 100.000 persone davanti al Tempio della Concordia e 150 pullman nella domenica nella Valle dei Templi, posteggiati alle 4 strade, chiamiamole così. Cosa si sta facendo? Cosa si potrebbe fare? La Regione Puglia lo fa, la Regione Campania lo fa, come mai noi non lo facciamo? Eppure i soldi ci sono, li abbiamo raccolti, il settore alberghiero li ha raccolti. C'è un distacco totale dalla Valle dei Templi con la città. I pullman dovrebbero essere gratuiti, quelli che portano dalla valle alla città. Il turista viene, si vede la valle e se ne va. Figuriamoci, siamo noi albergatori, siamo noi dei B&B che cerchiamo di farli restare, inventandoci le cose, inventandoci neanche tanto, proponendo le cose, la Scala dei Turchi, i percorsi interni, che ce ne sono tantissimi belli, e la farm a favare, cioè facciamo dei ruoli che non sono nostri, sono dei tour operator, ma noi pur di far restare quella giornata in più il turista ad Agrigento, ecco, facciamo salti mortali, ma vivendo un grande disagio. Grazie Carmelo. La Fortitudo scende in campo con questa idea di dialogare con tutti gli studenti e mi pare ci sia un progetto che si chiama Professionisti di domani, ecco, dedicato agli studenti degli istituti superiori. È un workshop che fate. Questo significa lo sport anche a servizio di una crescita che è culturale. Sicuramente sì, io ho avuto una parte in causa importante in questi progetti, in questi anni, con il progetto Dopo Scuola Lavoro che abbiamo fatto con la scuola ITSC Nardo Sciascia di Agrigento, col distaccamento di Porta Empedocle, pure un anno. E devo dire la verità, sono progetti dedicati ai ragazzi della quarta e della quinta superiore. Le prime domande che abbiamo fatto è a ogni singolo ragazzo che cosa avrebbero voluto fare dopo la scuola e molti non sapevano veramente rispondere. Quindi questo fa sicuramente pensare, nel senso che i ragazzi non hanno idee chiare, forse la scuola non riesce a dare loro idee chiare, la parte culturale di Agrigento, la città, non lo so, non capisco, però il fatto che per la maggior parte non sapevano cosa fare. Da qui a un anno è strano che voi molto... come comunque squadra agonistica abbiate sentito questa necessità. Io credo che siate stati veramente molto lungimiranti. Come mai avete percepito questa necessità? No, questa percezione l'abbiamo avuta quando siamo entrati nelle scuole. Noi siamo entrati nelle scuole da anni a vari livelli la Fortitudo è cresciuta troppo velocemente in questi anni, è passata da una categoria ad un'altra importante e non ha potuto coltivare bene la cultura della pallacanestro. Quindi siamo entrati nelle scuole per portare la cultura della pallacanestro, del sacrificio, dello sport, dello stare assieme, di queste cose qua, ma soprattutto per far conoscere la pallacanestro, perché ad Agrigento non era molto conosciuta. Quindi da lì sono poi iniziate un sacco di altre iniziative nelle scuole, ma sempre per poter portare la pallacanestro, far conoscere la pallacanestro ad Agrigento. Questa è stata l'idea principale. È diventato un mezzo alla fine la pallacanestro per raggiungere un pubblico vasto, fatto di giovani che avevano comunque necessità di stimoli, di riferimenti, di educazione a una serie di regole anche. Assolutamente sì, questo progetto è stato, per quanto mi riguarda, bellissimo, perché i ragazzi poi alla fine
Ancora adesso, parlo di 2 giorni fa, ho incontrato delle ragazze che hanno fatto parte del progetto, mi hanno salutato con veramente grande piacere, perché abbiamo vissuto comunque, stiamo parlando di 100 ore, cose, quindi cioè, non poco. Ci siamo sostituiti per molte ore alla scuola, sono venuti al palazzetto, abbiamo fatto tante cose, non si è parlato solo di basket, si è parlato soprattutto di come viene gestita una società, in tutte le sue forme, dal ticketing alla promozione, alle trasferte, quindi li abbiamo coinvolti in tutto quello che è il lavoro della società, gli abbiamo fatto fare dei preventivi per le trasferte, li abbiamo fatti lavorare con noi e i ragazzi si sono veramente appassionati, li abbiamo coinvolti. Questo è stato il segreto di questo progetto, sono stati coinvolti a fare le cose, quindi si sono appassionati velocemente a questo tipo di progetto e questo è stato di grandissima soddisfazione. Comunque questa squadra credo abbia una capacità particolare di dialogare anche con il pubblico. Le vostre partite sono frequentatissime, avete dei supporter che veramente lasciano tutto quando c'è la partita per venirvi a seguire. Avete nei giorni scorsi organizzato una grigliata, insomma, voi al di là dello sport comunque create momenti di aggregazione sociale. Sì, ci proviamo, noi abbiamo fatto anche tante cose nel sociale, abbiamo anche con i volontari di strada, penso che siamo stati i primi, forse qualche anno fa, già 4-5 anni fa, non conoscevo la dottoressa, c'era Anna Marino, l'abbiamo aiutata più volte alla raccolta del cibo, sì, per le cose, soprattutto in piazza Cavour, dove loro avevano, credo, la sede storica. Sicuramente lo ripeteremo anche quest'anno perché siamo molto attenti a queste cose qui. Certo, non possiamo farlo tutti i giorni, però insomma, quando ci viene chiesto un aiuto noi siamo ben disposti. Il Presidente Moncada da questo punto di vista è molto attento e ci invita assolutamente a fare questi tipi di cose. Grazie. Ilenia Capodici, torniamo a parlare adesso di povertà, dell'impegno dei volontari di strada. Io volevo sapere, comunque, voi avete un polso della situazione che è certamente molto più veritiero rispetto a quello che chiunque può percepire. Qual è la situazione della povertà ad Agrigento e in particolare se ci sono nuove fasce di povertà che in passato non c'erano? Sì, poco fa sentivo parlare gli ospiti di numeri. Si conoscono i numeri sul turismo, sulle attività sportive, conosciamo un po' tutto di tutti, però quando si tratta di povertà, se io dovessi chiedere, ma voi sapete quante famiglie povere ci sono ad Agrigento? Se esiste una sorta di elencazione, di elenco, di nomenclatura appunto della povertà di Agrigento, probabilmente nessuno è in grado di dare una risposta, neanche noi, perché oggi proprio la nostra Presidente Anna Marino ci dava un dato, noi seguiamo ovviamente attraverso l'ISEE 192 famiglie agrigentine che vivono in uno stato di povertà. Se parlo di sé, parlo di reddito inferiore ai 6.000 euro, quindi sono quelle famiglie che ovviamente vivono uno stato di indigenza che perdura nel tempo perché probabilmente a causa di una malattia non sono riusciti poi a trovare lavoro e quindi lo hanno perso e non sono riusciti poi a fare altro. Ho persone che si trovano quindi in uno stato di indigenza per cause magari transitorie. I dati sono allarmanti perché quelli che abbiamo noi sono dei dati, ripeto, certificati, è la povertà che emerge. Poi c'è anche una sorta di povertà sommersa, quelli che ovviamente magari per una questione anche di dignità non vengono a chiedere gli alimenti, i vestiti o vengono da noi per parlare appunto di uno stato di necessità perché si vergognano, perché attenzione, parlare di povertà, parlare di uno stato di indigenza non è una cosa così semplice. Pensiamo solo per un attimo, se ciascuno di noi, ed è questo l'invito che noi vogliamo fare, se ciascuno di noi pensasse solo per un attimo di passare da uno stato di normalità
di sopravvivenza, ok? Quindi non dico di ricchezza, ma di star bene. Intendo avere una famiglia alle spalle che ti dà la possibilità di curarti, di mangiare, di avere un lavoro dignitoso che ti permette di sostentarti. E ad un tratto ti trovassi a perdere tutto in un solo momento. Cosa faresti? Quale sarebbe la tua esigenza? Intanto di avere un punto di riferimento, che può essere la Chiesa, che può essere la famiglia, che può essere l'associazione come la nostra, che è anche un punto di ascolto. Però appunto, ripeto, sono situazioni talmente borderline, talmente particolari, che non sempre riusciamo a captarle o a individuarle. Spesso Anna Marino si è trovata a stare in giro, ad esempio a passeggiare per le vie del centro storico, e rendersi conto che c'erano delle famiglie, pensate, delle famiglie, sono dei dati che ti fanno veramente rabbrividire, dovrebbero fare riflettere tutti, che non mangiavano da giorni. Come dire, siamo abituati... famiglie di italiani, quanto assolutamente, incide? Ecco, assolutamente, è interessante capire, sì, perché molto spesso si pensa che questo tipo di riguardi gli assistenza immigrati. venga fornita in No, massima parte assolutamente. a chi viene comunque in cerca di fortuna qui dall'Africa. Assolutamente. Invece sono... Assolutamente, la maggior parte di persone che seguiamo ad Agrigento e anche in qualche provincia sono tutte famiglie agrigentine, non sono extracomunitari, non sono immigrati, ma sono famiglie agrigentine. Certo, fa specie, ha fatto bene lei a sottolineare, a evidenziare questo aspetto. Quando qualcuno viene da noi, dona delle cose, che siano degli alimenti, dei vestiti, e ci chiede se questa donazione andrà a famiglie agrigentine o extracomunitari, come se il bisogno fosse soppesato a seconda del nostro colore della pelle. Questo è un po', come dire, inqualificabile, insomma, però purtroppo una certa politica ci ha abituato anche a fare questo tipo di distinzione: aiutiamoli a casa loro. Noi vorremmo aiutarci a casa nostra, però purtroppo il welfare non ha messo in campo la politica. Ecco, qui abbiamo una persona che rappresenta sicuramente una parte della politica importante, che ha avuto una sua storia, che ha comunque una sua connotazione. Ci dice: abbiamo degli esponenti presenti nell'ambito dell'Assemblea regionale. Beh, abbiamo avuto tanti esponenti. Se oggi ci troviamo ad avere questa sacca di povertà, questa forbice che con la globalizzazione ha aumentato ancora di più il divario, attenzione, perché non ha attenzionato chi aveva un reddito oggi, ad esempio, quindi si trova in uno stato di povertà, perché pensate che ci sono pensionati che hanno 700 euro, 1000 euro, e devono campare, tra virgolette, anche il figlio che è disoccupato, la nuora che ha perso il posto di lavoro. E quindi come fanno? Oggi abbiamo tante emergenze: l'emergenza abitativa, l'emergenza sanitaria. Molte persone, pur avendo uno stipendio, non hanno la possibilità di avvalersi del sistema sanitario nazionale, che dovrebbe garantire il diritto alla tutela della salute, che è un diritto costituzionalmente garantito a tutti, ma che in realtà sappiamo che non è così. Quindi dico, la politica ha la possibilità di incidere, ha avuto la possibilità di mettere in campo quelle azioni necessarie per restringere questo divario, che è ancora più evidente ovviamente nelle regioni del sud. L'Istat ci dice che ci sono 5 milioni di italiani, ed è un dato fornito del 2018, 5 milioni di italiani che vivono in stato di povertà assoluta, e quindi, pur avendo magari un reddito, non riescono a far fronte appunto alle esigenze della quotidianità, e soprattutto questo divario è maggiore nelle regioni del Mezzogiorno. Che tipo di sostegni riuscite a fornire a questa gente che seguite, che ha bisogno dall'assistenza medica, all'abbigliamento, al cibo? Ecco, voi cosa siete in condizione di dare? Allora, intanto mettiamo a disposizione quello che abbiamo. Noi siamo dei semplici volontari che mettono a disposizione il proprio tempo. Pensate, noi abbiamo anche degli assistiti che sono diventati loro stessi dei volontari, e quindi questo ci riempie il cuore, perché si comprende qual è l'essenza del volontariato.
che non è un lavoro, non è un mestiere fare il volontario, è qualcosa che devi sentire di spendere il proprio tempo, dare se stessi, che sia un'ora, che sia una parte del tuo tempo, che può sostanziarsi anche nello stare insieme per ascoltare le esigenze della gente, che sia nel fare, ad esempio, dopo scuola. Abbiamo tanti insegnanti che vengono lì a rendere, a darci una mano, quindi intanto quello che sappiamo fare è questo, metterci a disposizione a 360 gradi, poi bussiamo alle porte, appunto come diceva Maier prima, Christian Maier, la Fortitudo ci ha dato una grossa mano e che risponde sempre quando abbiamo alcune esigenze. Voi considerate 193 famiglie sono quelle certificate dall'ISEE, poi ovviamente ne abbiamo altre che vengono, che si aggiungono. E allora in chiusura faremo un appello su ciò che può esservi utile, ok? Conserviamolo per l'ultima tornata. Torniamo a parlare di turismo, di questo progetto Coast to Coast che è straordinariamente affascinante, intrigante. Osservare il territorio in bicicletta, il cicloturismo, io credo così, non ho mai fatto cicloturismo se non così qualche passeggiata in Olanda con la bicicletta, perché è una cosa che comunque fa chiunque va lì, però ecco, mi chiedo quali sono i paesaggi che si incontrano, le bellezze, le particolarità che si incontrano facendo cicloturismo a questo livello e che saranno certamente al di fuori da qualunque circuito turistico, quindi delle cose straordinariamente uniche. Sì. Vorrei in parte riallacciarmi al discorso, alla domanda che avevi fatto a Carmelo riguardo la nostra zona, riguardo la possibilità di alternative alla Valle dei Templi. Ma noi abbiamo un territorio stupendo, abbiamo un territorio fantastico che, visto dal salsellino di una bicicletta o anche facendo trekking, rivela tutta la sua bellezza. Per questo noi abbiamo appuntato diversi tour che toccano tutta la nostra costa. Vorrei, non lo so, parlare per esempio delle riserve che abbiamo, dalla riserva del Platani a Eracleminò, a Bovo Marina, al WWF. C'è un tour in bicicletta che percorre le spiagge, è qualcosa di meraviglioso. Chi portiamo lì rimane estasiato, rimane meravigliato. Chi può partecipare ad un tour di questi? Ci vuole una preparazione atletica particolare oppure ci sono dei percorsi che sono studiati anche per differenti abilità rispetto a questa capacità di poter essere cicloturista? Sì, i tour che noi proponiamo per i turisti, per diciamo, poter aumentare questa permanenza dei turisti ad Agrigento, sicuramente sono dei tour alla portata di tutti. Per inciso voglio dire che l'avvento della bici a pedalata assistita, dell'e-bike, ha permesso a una platea molto più grande di poter partecipare a questi tour senza affaticarsi o senza avere un allenamento specifico, quindi la platea si è di molto allargata. Noi è uscita l'edizione inglese del nostro libro Mountain Bike in Sicilia, scritto da me e mio fratello. Cosa contiene questa guida? Ecco, questa guida contiene circa 50 percorsi in Sicilia, le foto sono tutte foto originali di mio fratello, i testi e la mappatura sono mie, l'editrice Versante Sud di Milano ce l'ha pubblicato, ma ci ha richiesto lei stessa la guida, un po' spinta dalla pubblicità di Coast to Coast e dalla fama che ha raggiunto Coast to Coast. E chiaramente non è solo un libro della mountain bike, si sfogliano e si sogna tra i percorsi che vanno, che so, nella Valle del Sosio, che raggiungono Palazzo Adriano, Burgio, Caltabellotta, Sciacca, luoghi meno conosciuti come il castello che c'è vicino a Ribera di Poggiodiana, per dirne una, ma ne potrei dire tantissime, Marsala, le Saline. C'è un numero di percorsi che avete identificato, più o meno la Sicilia rispetto al vostro studio di Coast to Coast, quante possibilità offre? Ne offre infinite di possibilità, sono percorsi per tutti, diciamo, i gusti. Noi abbiamo per esempio un tour stupendo che va da Palermo sull'Etna in 7 giorni di pedalata,
chiaramente anche chi non ha un allenamento specifico con un e-bike o al giorno d'oggi può partecipare. Sono 12.000 metri di elevazione, significa che si percorrono in 7 giorni 12.000, come se si andasse da 0 a 12.000 metri e si percorrono più di 500 km. Ecco, in questo tour vediamo quasi tutte le bellezze della Sicilia, attraversiamo dalle Madonie alle montagne della Conca d'Oro, ai Sicani, ai Nebrodi, fino a affacciarci sull'Etna. Diciamo che è un'offerta molto vasta quella che abbiamo, però ci teniamo particolarmente nella nostra zona a far sì che il turista possa, diciamo così, in alternativa alla solita visita alla Valle dei Tempii e alla Scala delle Turche, che ormai è diventato un must nella visita del turista, offrire questi percorsi in alternativa è una possibilità come un'altra per poter far sì che il turista possa permanere qualche giorno in più nella nostra zona. E comunque mi pare che abbiate anche delle mete ambiziose, ho saputo di un viaggio in Israele, sì. Insomma ecco, ci racconti un po' come sarà articolato, chi parteciperà, insomma sì. quanto durerà, interessante. Sì, il viaggio parte il 27 ottobre e finisce il 5 di novembre, qua abbiamo le magliette che daremo ai partecipanti freschissime di stampa, appena stampate hanno ancora il cartellino che andranno ai partecipanti. È un tour estremamente affascinante perché attraverso il deserto israeliano, da Israele poi passa alla Giordania fino alla visita di Petra e alla riserva di Wardum, che è una riserva fantastica con dei monoliti, delle rocce desertiche estremamente affascinanti. Questo diciamo che è la punta di diamante della nostra offerta, però che comprende anche la Tunisia e il Marocco. In Marocco siamo stati 6 volte, altrettanto siamo stati in Tunisia. La particolarità dei nostri tour è che noi andiamo ovviamente a controllare di persona i percorsi, sia nel Marocco che in Tunisia. Abbiamo preso guida e fuoristrada, ci siamo prefissi una meta e un certo percorso e siamo andati a tracciare le tracce con i GPS che poi abbiamo ripercorso per offrire, chiaramente per non avere sorprese e offrire sempre qualche cosa di nuovo ai nostri clienti avventurosi che ci seguono. Un bel lavoro, delle ecco, belle le immagini iniziative. infatti scorrono, sono immagini che ha girato mio fratello, Muro del Pianto, a Gerusalemme. Bene. Marco Mossuto, quanti giovani riuscite a coinvolgere in questa attività di calcio a 5, se ci sono giovani per varie fasce di età e come vivono questa preparazione agli incontri, anche i più piccoli in particolare? Certo, allora all'interno della cantera, all'interno della scuola calcio ci sono numerose categorie. Infatti, come ho detto poc'anzi, ci sono categorie che partono dai 2012, quindi ragazzini di 6-7 anni, fino ad arrivare a ragazzi più grandi che hanno l'età di 15-17 anni. Ovviamente in base all'età, in base alla categoria, diciamo, la preparazione che noi, diciamo, tecnici di scuola calcio dobbiamo dare è quella ovviamente di innanzitutto capire che è far capire ai ragazzi che è uno sport, che è un divertimento, quindi portare avanti i principi di rispetto, di realtà, di correttezza soprattutto, e ovviamente farli divertire e ovviamente non tralasciando anche l'ambito della competizione, però ovviamente parlando sempre di sana competizione. Quando invece si guardano invece categorie un po' di ragazzini più grandi, si cerca, diciamo, di portarli anche alla possibilità, diciamo, di farli giocare con ragazzi, diciamo, di un livello importante, cercare di prepararli nel modo migliore, anche perché ad esempio la categoria Under 15, che lo scorso anno ha vinto il campionato provinciale, quindi motivo, diciamo, di orgoglio e di soddisfazione, perché subito al primo anno siamo riusciti comunque ad ottenere un importante risultato. E poi anche la categoria Under 17 invece, che disputa dei campionati regionali, e quando si disputano dei campionati regionali si vanno ad affrontare delle squadre, ad esempio di Palermo, squadre di trasferta a Palermo, trasferta a Catania, e si tratta qui di squadre molto blasonate, molto diciamo, conosciute all'interno del panorama del calcio a 5, e il nostro compito è quello di cercare di preparare i ragazzi nel modo migliore possibile, in modo tale, diciamo,
che poi quando sono pronti questi stessi ragazzi hanno la possibilità di essere poi convocati, di passare anche nella prima squadra, quindi stiamo parlando già di affrontare dei campionati, infatti il campionato dell'Akragas Futsal è un campionato di Serie B, un campionato diciamo a livello nazionale, e questi giovani diciamo devono cercare di essere pronti, però allo stesso tempo con tutta la calma del mondo, con tutta la serenità, anche cercando di trasportare quello spirito di divertimento ovviamente che ci deve sempre essere all'interno dello sport. Ma vi pare che voi abbiate anche aperto una possibilità al calcio femminile? Sì, e infatti anche dallo scorso anno l'Akragas Futsal ha una squadra di calcio femminile che ha ottenuto anche dei importanti risultati. Come allenatore c'è il Salvatore Piranio, è un tecnico molto preparato, e allo stesso tempo anche questa apertura diciamo dal partire dalla prima squadra con la cantera e il calcio femminile sta cercando di creare un movimento calcistico importante nel settore appunto del calcio a 5. Si spera chiaramente che questo movimento continui a crescere, che ci sia sempre l'entusiasmo da parte dei ragazzi di seguirci, di dare il massimo. Speriamo che vada tutto bene, insomma. Carmelo Cantone, parliamo di Carchinos, premio per le eccellenze, Agrigento che esprime eccellenze, Agrigento che è la città della Valle dei Templi e non riesce ad esprimere eccellenze nel turismo. Cosa ci vuole? Quello che ti ho appena detto, ci vogliono tanti franco-tedesco, ci vogliono tanti... Con Franco, consentimi una brevissima parentesi, con Franco abbiamo due percorsi sportivi paralleli, prima nella vela che ci ha legato veramente, Franco era un ottimo timoniere della classe 4 e 20, io ero sui laser, e poi la bicicletta, la mia prima mountain bike me l'ha fatta comprare proprio Franco, quindi ho un'estrema ammirazione per i fratelli tedesco, ma soprattutto per Franco, al quale sono legato affettivamente anche. E cosa ci vuole? Ci vuole tanta gente che si occupi della nostra città, ci vuole la politica, Margherita, è inutile che ci giriamo attorno, ci vuole la politica che si occupa direttamente la politica del molto territorio. spesso ultimamente dice devono essere gli imprenditori a rischiare, la politica non può più dare supporto. I imprenditori già rischiano, cara Margherita, da tantissimo tempo, rischiano Io sono stato amministratore tanto tempo fa dell'azienda autonoma per l'incremento turistico, l'amico Totò Fanara dice che non ci sono più le province, ancora prima scomparirono le aziende provinciali per l'incremento turistico e ci occupavamo seriamente della promozione del territorio. Ricordo a chi è molto giovane che la prima volta quelli che il calcio la facemmo venire noi ad Agrigento, volevano fare un minuto di diretta, spontaneamente ne hanno fatto 18 minuti, il risultato tutti gli alberghi, era 15 giorni prima di Pasqua, tutti gli alberghi della provincia di Agrigento hanno registrato il tutto esaurito. Ecco cosa ci vuole, non ci vuole una bacchetta magica, ci vuole occuparsi seriamente del territorio, della promozione, di non fare trovare la città nello stato pietoso in cui è. Ancora cerchiamo di aggiustare la raccolta differenziata dopo anni e millantiamo ogni giorno successi, e quando è sotto gli occhi di tutti, spesso come fa Franco, è meraviglioso incontrare Franco Tedesco in centro storico con i turisti, e Franco mi può testimoniare che molte volte siamo costretti a inventarci le bugie più recondite per nascondere, non trovo altri termini, forse è poco politico il mio discorso, ma per nascondere le vergogne di questa città, soprattutto nel centro storico. Quindi cosa ci vuole? Non ci vuole niente, ci vuole occuparsi della città, ci vuole amare questa città. Tutto qui, Cristian. Grazie Carmelo. Sono assolutamente d'accordo. Cristian Maier cosa dice? Suono continuamente alla macchina quelli che buttano cose dal finestrino, dalla carta alla sigaretta, Sì. io ci suono. Sì, Perché trovo che sporcare la propria città non è una forma di maleducazione, è proprio una forma di stupidaggine, cioè è molto di più. È una forma anche di cultura, di civiltà, e hai toccato una nota dolens, diciamo, della nostra. Noi non lo facciamo per cattiveria, magari non rimproveriamo colui il quale sporca la città perché non sono fatti nostri.
bisogna innescare anche No, sono questa fatti cultura, nostri, la città sono la fatti viviamo noi. nostri, sono Sono fatti assolutamente nostri, fatti nostri. sono assolutamente fatti nostri, perché sapessi le recensioni che ci sono, io ripeto, presiedo un'associazione di B&B e mi mandano spesso le recensioni, scrivono gli ospiti: tu sei stupenda, Agrigento le bellezze architettoniche di Agrigento è fantastica, però io non sto più in mezzo alla spazzatura. Vi ricordate quest'estate quando ci fu il blocco e compagnia bella, i turisti fuggivano? Oggi non è più così sicuramente, ma non c'è neanche da suonare le trombe di felicità. Grazie Sì, mi Carmelo. riallaccio un attimo Salvatore Fanara, voleva dire volevo riallacciarmi al discorso di Carmelo quando parlava appunto delle scuse che ci inventiamo. Infatti io mi trovo a portare turisti nel centro, ma non solo nel centro storico. Abbiamo un bellissimo percorso che ci porta prima attraverso le campagne di fauna, ci fa scollinare, poi la scala dei Turchi e ritorniamo poi attraverso la spiaggia, dove devo cercare o andare a ispezionare prima se c'è spazzatura o meno per trovarmi dei percorsi alternativi. È allucinante, e tremo dopo una curva su uno sterrato, se per caso mi trovo qualche cosa dico: oh, ma sapete, qua è stato denunziato il signore, perché è un disagio, è veramente vero, qualcosa vero, di... è un disagio, deturpa è un disagio. l'immagine di Agrigento. Io mi devo pure ricollegare a un discorso più generale, anche perché Carmelo ha detto delle cose molto interessanti, però bisogna dire anche le cose come stanno. Nella finanziaria del governo precedente c'è stata una stortura nei riguardi della città di Agrigento. Praticamente il 30% dello sbigliettamento, dico, che arrivava dalla Valle dei Templi, per legge doveva essere gestito, o meglio, era gestito dall'amministrazione comunale. Questa situazione è stata cancellata, per cui la città di Agrigento, il comune di Agrigento, viene a mancare questo benedetto 30%, al 30%. Ci siamo? Quando Carmelo parla anche di tassa di soggiorno, che c'è un capitolo ben preciso presso l'amministrazione tesoria del comune di Agrigento, ben definito, e che ancora non decolla, anche perché, ripeto, io sono convinto che è vero che Agrigento sta offrendo un'offerta turistica eccezionale con la presenza di B&B, case vacanze, eccetera, ma adesso penso che sia il tempo di strutturare i servizi. Mancano i servizi, per cui anche questo è un problema politico di Salvatore cui io Fanara, personalmente me ne farò carico. in questo momento noi assistiamo a comunque un fiorire di candidature in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del sindaco di Agrigento. L'UDC rispetto a questa tematica ha già un'idea su come muoversi? Allora, in questo momento è molto presto parlare, focalizzare la candidatura del candidato sindaco della città. Ma avete una percezione delle problematiche attuali della città, però? Come no? Come no? Ma evidentemente questa nostra, diciamo, riserva che ci siamo dati l'andremo a sciogliere sicuramente dopo Natale. Dopo Natale tutta la dirigenza a completo indicherà il candidato sindaco che farà parte, e speriamo, e questa sera vorrei fare un'altra cosa molto importante, quello di poter dare la possibilità a tutti gli operatori politici del centro-destra, di cui io ne faccio parte, di iniziare a dialogare per il bene della città. Grazie, grazie Salvatore Fanara. Noi siamo ad un ultimo velocissimo giro perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi velocemente un saluto per tutti e un augurio. Ecco, avete voi un minuto per comunicare al pubblico, alle istituzioni, ciò che maggiormente vi sta a cuore in quello che rappresentate per il nostro territorio. Christian Meyer.
No, io ringrazio il Provveditorato degli Studi di Agrigento perché ci ha patrocinato i progetti scuola, e questo per noi è una cosa estremamente importante. Abbiamo fatto tanti lavori durante questi anni, adesso li abbiamo messi in un unico progetto e abbiamo il patrocinio del Provveditorato degli Studi, e questo ci riempie d'orgoglio. Ilenia Capodice, allora i volontari di strada Sì. come possono essere sostenuti? Intanto noi, a differenza della politica che ha dei colori, noi siamo aperti a tutti i colori, nel senso che la nostra associazione si rivolge a tutti. Non dovrebbe avere i colori la politica, dovrebbe sì. agire per il bene comune. Sì, però Ma sappiamo che purtroppo non li ha. è così. Non dovrebbe E quindi avere. comunque noi non viviamo di campanilismi, infatti il nostro simbolo è la mano con il cuore. E quindi donare deve essere qualcosa che viene dal cuore, ecco. Quindi ci rivolgiamo a tutti, abbiamo la necessità, ad esempio, se devo fare un appello, di avere degli alimenti, soprattutto latte, perché purtroppo il Banco delle Opere di Carità che ci rifornisce gli alimenti ci ha detto che forse questo mese slitterà, e quindi significa che noi avremo tantissime famiglie che non avranno la possibilità di alimentare. Un'altra cosa, se mi consente, ho ringraziato Christian Maier che rappresenta oggi la Fortitudo, ma voglio ringraziare anche il dottore Cantone, che è sempre molto solerte alle sollecitazioni che Anna Marino, che rappresenta i volontari di strada, fa tutte le volte che appunto noi facciamo degli appelli, risponde personalmente, e quindi questo ci fa, come dire, ci gratifica, e quindi ci tenevo proprio perché è presente, fermo restando che ci sono tante persone, agrigentini e non, che aprono il loro cuore e fanno donazioni non solo in termini di soldi economici, ma anche portando che sia il corredino, che sia materiale scolastico per i bambini, insomma di tutto di più. Franco Tedesco, voi siete un'opportunità Sì. nel territorio. Noi, insomma, io 2 punti vorrei toccare. Innanzitutto quello che abbiamo già toccato della pulizia della città, perché mi sembra basilare per poter fare un'offerta turistica che non ci si ritorca contro, ecco. Mi sembra una cosa. Poi, sempre per ritornare su questo punto, noi abbiamo un circuito che gira tutto intorno alla Valle dei Templi di circa 23 km, perciò parlando di promozione, come diceva Carmelo, noi dobbiamo promozionare questo, promozionare un circuito che possa vedere tutte le bellezze di Agrigento, anche le meno conosciute. Ci sono persone agrigentine che non conoscono la zona di Demetra, assolutamente, che non conoscono la zona delle mura che c'è dietro il campo sportivo. E allora io ho un circuito bellissimo che tocca 23 km, che tocca anche tutta la zona della Rupa Atenea, che è una zona stupenda, alberata, dove c'è un antichissimo mulino dove si faceva l'olio, e da proporre all'amministrazione, da poter promozionare, e lì potrebbe essere interessato anche l'ente parco, per poter dare questa offerta turistica in più. Promozionare la Valle dei Templi, ma promozionare un giro in bicicletta con le bike, in modo che tutti possano partecipare, osservando tutte le bellezze della città, dal centro storico alla Rupe Atenea, ai templi, alla collina di Demetra. Marco Mossuto. Sì, io volevo comunque ringraziare anche tutto lo staff della cantera dell'Agragas Futsal e anche ovviamente della prima squadra dell'Agragas Futsal. È un invito a tutti i giovani ragazzi di continuare, di credere nello sport, e ovviamente nel cercare appunto di promuovere sempre lo sport, la cultura dello sport, e per far divertire i nostri ragazzi, i nostri giovani, nella speranza ovviamente che poi da questa crescita sportiva ne venga fuori anche una crescita culturale, e quindi toccando appunto con le varie tematiche starà a noi cercare di trasmettere quei giusti valori che poi permettano appunto a questi ragazzi di crescere non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista umano e dal punto di vista culturale. Carmelo, vorrei sollecitarti ad un saluto utilizzando lo slogan del premio Carchinos. Agrigento ce la può fare? Agrigento ce la può fare. Allora io, dato che mi hai coinvolto nei miei 2 settori dove attualmente sono maggiormente proteso, maggiormente impegnato, questo minuto che mi hai dato, che ormai già sono pochi secondi, me lo divido in 2. Come ABBA Associazione B&B, l'invito che rivolgo è a tutti a livellarci in alto,
ad agire sempre nella legalità. La legalità porta benessere, l'illegalità ci porta sempre più in basso. E chi vuole capire capisca, manteniamoci nella legalità e ci troveremo sempre bene e Agrigento può crescere dal punto di vista turistico. Da presidente del premio Carchinos un appello a tutti, abbiamo gli ultimi giorni per definire le eccellenze. Carchinos vuole trasmettere un messaggio, ce la possiamo fare ai giovani. Ecco, segnalateci, contattatemi personalmente, sapete come raggiungermi, dateci ancora queste eccellenze che possiamo premiare, quindi trasmettere questi modelli ai giovani che magari vogliono restare nella nostra città. Salvatore Fanara. Io vorrei fare un augurio a tutti gli agrigentini perché la prossima primavera, quando si andrà a dare una nuova amministrazione alla città, sappiano che da 30 consiglieri si passerà a 24 consiglieri. Per cui il mio augurio è che questi 24 consiglieri siano di qualità per la città di Agrigento perché ne ha di bisogno. Grazie, grazie a Christian Maier, Ilenia Capodici, Franco Tedesco, Marco Mossuto, Carmelo Cantone, Salvatore Fanara, grazie perché ci hanno portato il loro contributo di conoscenza e di impegno e noi ci rivediamo con Target la settimana prossima, grazie.